Obiettivo sicurezza. Vicenza mette nel mirino criminalità e degrado e lo fa con telecamere Targa System, l'ultima generazione degli occhi elettronici capaci di identificare chi viaggia sulle strade della città. Parteciperemo a un bando regionale dove chiediamo un supporto alla Regione per installare delle telecamere di Targa System e controllare i flussi veicolari in città. Sono le prime 3 telecamere e le stabiliremo nel suo posizionamento con il Comitato Ordine e Sicurezza. Il sindaco di Vicenza usa il pugno di ferro e firma un'ordinanza antidegrado che prevede Un divieto di stazionamento su alcuni siti importanti del nostro patrimonio architettonico, mi riferisco naturalmente al Museo Chiericati come avevamo già fatto in passato, e Ponte San Michele in particolare e i portici di Monteberico, dove ci sono dei fenomeni di degrado, dove ci sono persone che stazionano magari consumando anche droga oppure consumando alcolici. Questo non sarà più possibile perché interverremo con la polizia locale per allontanarli e sanzionarli. Negli ultimi giorni il nucleo operativo speciale della Polizia Locale di Vicenza ha individuato, grazie alle telecamere di sorveglianza, dei giovani in possesso di marijuana a Ponte San Michele e in via Gorizia. L'idea è quella di colpire non solo lo spaccio, ma anche il consumo di droga e il compimento di atti vandalici, a cominciare dai monumenti come Palazzo Chiericati, i portici di Monteberico e Ponte San Michele. Non esistono più comportamenti di atti vandalici o consumo di sostanze o alcolici vicini ai monumenti, quindi siamo partiti da questa zona, lavoreremo per capire se ci sono altre zone che richiedono questo tipo di intervento. Intanto su questo provvedimento lavoreremo anche per una eventuale delibera di giunta e poi di Consiglio Comunale per modificare il regolamento di polizia urbana.